Bene, cominciamo. Mi presento, io sono Carlo De Bastiani, sono l'amministratore dell'editoriale Il Quindicinale. È una casa editrice che pubblica due testate, una è appunto Il Quindicinale, spero che lo conosciate tutti. Lo pubblica da quasi 40 anni, viene distribuito nell'Alta Marca Trevigiana, Vittorio Veneto, Conegliano, quartiere del Piave, e arriva ogni 15 giorni in molte migliaia di famiglie del Vittoriese. Oltre al Quindicinale pubblichiamo un'altra testata che si chiama Oggi Treviso, molto più giovane, questa ha 11 anni, è esclusivamente online, un quotidiano online, e anche questo ha numeri particolarmente importanti. La scorsa settimana quasi ogni giorno superavamo i 100.000 accessi giornalieri. Come Oggi Treviso, come Quindicinale, siamo media partner di tanti eventi e tante manifestazioni che si tengono in provincia di Treviso, e spesso organizziamo anche eventi come questi. Per quanto riguarda le tornate elettorali, a Vittorio Veneto è già la terza volta che organizziamo l'incontro con i candidati sindaci. L'incontro... Ho fatto la scaletta perché sennò dopo scendo, mi dimentico qualcosa e la direttrice mi sgrida. Allora, come l'incontro di questa sera è stato organizzato, oltre che da noi, anche in collaborazione con la CNA di Vittorio Veneto, qui rappresentata da Rino Carpenè, presidente, e dal dottor Rudy Bortoluzzi, direttore di Canova Consorzio Fidi, in rappresentanza della presidenza della provincia, il presidente della provincia Alfonso Lorenzetto. Oltre alla CNA ha collaborato all'organizzazione anche Confartigianato Vittorio Veneto, qui rappresentato dal presidente Enrico Baset, i due vicepresidenti Corrado Baliana e Dario Campi e il segretario Antonio Tonon. Li ringrazio di aver collaborato alla serata, alla realizzazione della serata, e Confartigianato e CNA sono proprio qua in prima fila, nel vero senso della parola, in quanto ritengono fondamentale sensibilizzare i futuri amministratori della città sulle principali problematiche riguardanti la piccola impresa. Altro ringraziamento dovuto è la Tenda TV. Qua ringrazio personalmente Federico Campodall'Orto per il lavoro che fa, lo ringrazio anche a nome dei cittadini per tutto quello che fa Tenda TV per divulgare gli eventi che si tengono principalmente nella città di Vittorio Veneto. La serata viene coordinata dal nostro più giovane dei giornalisti, Roberto Silvestrin, ha 2 record, è il più giovane e anche il più alto, l'avete visto, e penso sia bello che a porre le domande siano proprio i giovani, sono i più legittimati a fare domande alla futura classe politica, secondo me. E infine, come si svolgerà la serata? L'incontro di questa sera sono domande che noi abbiamo raccolto un po' chiaramente in redazione, ma abbiamo anche interpellato la rete, quindi i nostri lettori di Oggi Treviso attraverso un form hanno pubblicato una serie di domande. Noi abbiamo così selezionato quelle più richieste, quelle che ci sembravano più interessanti. Daremo 1 minuto e mezzo di risposta ad ognuno, e dopo daremo anche il diritto di replica con una battuta. Finito il giro ci sarà una replica che non cronometriamo, però deve essere molto molto sintetica e veloce. Allora, alla fine ci sarà l'appello al voto. Quindi ringrazio i candidati Marco Dus del centrosinistra, Michele Toffoli che rappresenta 2 civiche che sono Forza Vittorio e Vittorio Veneto Città in Movimento, Alessandro De Bastiani, Rinascita Civica e Partecipare Vittorio, anche queste 2 sono 2 civiche, Antonio Miatto del centrodestra, e infine Valerio Peterle non è presente tra di noi, ci ha scritto questa sera dicendo che non può venire per motivi di lavoro, ultimamente è molto impegnato. Ok, un'ultima battuta, cosa comuna i
4 candidati che abbiamo qua, secondo voi cosa accomuna? Secondo me la cosa che li accomuna è il coraggio che hanno, perché amministrare una città non è facile. Se poi quella città si chiama Vittorio Veneto, penso sia ancora più difficile. Quindi chiedo un applauso per i candidati e buon lavoro. Buonasera a tutti, anche da parte mia. Dopo le presentazioni passerei direttamente nel vivo del dibattito. Le prime 2 domande che vi faccio sono una semplice e una molto difficile. Vi chiedo innanzitutto chi siete e perché pensate di essere la persona indicata per guidare la città. Vi lascio 1 minuto per autopresentarvi. Parte il candidato Dus e dopo toccherà a tutti gli altri. L'ordine è assolutamente casuale, come la disposizione in cui sono messi qui. Dopo partirà De Bastiani, la terza domanda partirà Toffoli e via seguendo. Prego. Inizio io a rompere il ghiaccio. Innanzitutto buonasera a tutti, anche da parte mia. Mi ero preparato un piccolo discorso parlando della disaffezione verso i cittadini, nei confronti della politica, ma mi pare che sono stato già smentito e quindi devo un attimo riformulare il mio discorso. Mi presento brevemente, mi chiamo Marco Dus, negli ultimi 5 anni ho fatto il consigliere comunale qui a Vittorio Veneto e ho anche avuto un ruolo a Bruxelles come membro del Comitato Europeo delle Regioni, una delle istituzioni europee probabilmente meno conosciuta, che però dà voce agli enti locali e regionali. Queste 2 esperienze mi hanno dato tanto, anche alcune delusioni naturalmente, perché quando si amministra si riceve molto dai cittadini della città, si ricevono anche alcune delusioni, però mi hanno anche dato la forza di presentarmi e di candidarmi. Ho una squadra che in questo mi ha sorretto fino dall'inizio e con una parola che si è usata prima, coraggio, ho preso in mano, diciamo, questa squadra e mi sono presentato alla città e mi sto presentando alla città in questi giorni. È una sfida che capisco essere tutt'altro che facile, però ci stiamo mettendo coraggio, innovazione e anche qualche sogno che naturalmente, data la mia età, ho voglia di portare avanti. Buonasera a tutti, Alessandro De Bastiani, sono tipografo editore, ho fatto il consigliere comunale nelle ultime 2 legislative, nelle ultime 2 tornate amministrative e mi sono candidato perché ho accolto l'invito delle 2 liste Partecipare a Vittorio e Rinascita Civica a prestare appunto la mia persona a rappresentarli in questa campagna elettorale. Devo dire che appunto perché ritengo di essere la persona adatta, la domanda, non credo di essere io la persona adatta, credo che il gruppo che rappresento sia adatto e all'altezza di proporsi e di eventualmente governare la città. Buonasera a tutti, Michele Toffoli, 58 anni, gioco in casa in quanto sono cenedese. Perché mi sono candidato? Principalmente perché sono stato spinto da una squadra innanzitutto di giovani, a una lista Forza Vittorio che è praticamente una lista under 23, i quali mi hanno spinto con il loro entusiasmo, la loro voglia di poter contare per quanto riguarda il futuro di questa città che, come sappiamo tutti, è in forte declino. E poi perché l'altra lista, quella che ho messo in piedi io, Vittorio Veneto Città in Movimento, è una lista praticamente composta da tutta gente che lavora e opera in Vittorio Veneto.
Io sono il mattatore assieme a tanti altri amici che sono anche qua in sala del Natale del 2018, nel quale abbiamo visto che la città risponde se è stimolata, se si danno delle giuste interpretazioni e ha voglia di uscire. Il Capodanno è stato un successo perché abbiamo visto che sono usciti donne, bambini, famiglie, anziani, giovani, senza nessun problema di ordine pubblico, senza nessun incidente. Quindi io penso che questa formula della squadra, del fare sistema insieme, debba essere riproposto anche per quanto riguarda la nostra città. Io amo fortemente Vittorio Veneto, sono vittoriese, sono anche probabilmente un po' campanilista, un po' provincialotto, però a Vittorio Veneto vorrei che si tornasse a stare bene come si stava 20-30 anni fa. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, sono Antonio Miatto, universalmente noto come Tony Miatto. Sono originario di Marino di Piave, sono nato a Marino di Piave nel purtroppo lontano 53. Di formazione classica, ho fatto medie e liceo a Possagno dai padri Cavanis, da là sono transitato all'università dove mi sono laureato nel 78 in veterinaria all'Università di Bologna. Ho cominciato a lavorare quasi immediatamente dopo la laurea e ho cominciato le prime uscite a Vittorio Veneto già sul fine del 79, primi 80. Nell'81 sono definitivamente approdato a Vittorio Veneto col mio lavoro di veterinario. Nell'82 mi sono sposato e definitivamente insediato a Vittorio Veneto. Ho avuto un'esperienza di consigliere comunale, poi di assessore, quell'impegno me l'ero preso quasi a sdebitarmi con la città che mi aveva accolto, dove ho fatto famiglia, dove sono stato benissimo. E adesso mi ripropongo come candidato sindaco, preso un po' per le orecchie dagli amici e ho detto di sì e sono a disposizione della città. Grazie. Specifico che ora entriamo nel vivo, quindi con le domande i candidati avranno, dopo ogni giro di risposte, la possibilità di fare una replica, una battuta non cronometrata in cui mi hanno promesso saranno molto sintetici. Entriamo nel vivo. Allora, facciamo finta che sia il 27 maggio o il giorno dopo l'eventuale ballottaggio e avete vinto le elezioni. Dopo la legittima Baldori e i festeggiamenti doverosi, vi chiedo qual è il primo provvedimento che prendereste e per converso quale provvedimento delle precedenti amministrazioni abolireste immediatamente. De Bastiani. È facile la prima, riunirei il Consiglio Comunale e proporrei a tutto il Consiglio di votare una delibera all'unanimità, una delibera da mandare in regione per la salvaguardia e la tutela dell'ospedale di Vittorio Veneto. Credo che su questo tema poi ritorneremo perché è una delle questioni calde che stanno a cuore a tutti i vittoriesi e quindi magari avremo modo di pensarci, di discuterne. La delibera che abolirei, questa è una domanda difficile, rivedrei l'uscita del traforo in Via del Carso, che la ritengo una soluzione non idonea, pericolosa e appunto che merita un ripensamento e forse un'altra soluzione. Toffoli. Non abolirei nessuna diciamo, scusa mi sfugge nessun provvedimento della giunta precedente, perché io sono convinto che chiunque governi sempre per il bene della città, quindi questa è una cosa che poi si fa eventualmente con il passare del tempo, quindi per conto mio non c'è nulla di male che sia da eliminare immediatamente. Invece però
andrei subito al nocciolo della questione, che è quello del rilancio della città. Quindi, come ho già avuto modo di dirlo in precedenti dibattiti, vedrei di riunire immediatamente tutte le attività produttive che gravitano su Vittorio Veneto. Parlo delle associazioni, parlo di Ascom, parlo di Confartigianato, di CNA, parlo anche di tutte quelle associazioni che operano proprio per Vittorio Veneto. Vittorio Veneto ha bisogno di uno shock positivo, perché altrimenti stiamo morendo lentamente. Io ho un'attività in centro e ce ne rendiamo conto. Abbiamo bisogno proprio di far cambiare mentalità ai vittoriesi. Quindi questo è il primo provvedimento che farei e ovviamente dopo a tutto quello che ne consegue. Quindi il discorso cosa faresti nei primi 100 giorni, francamente per me è una domanda così abbastanza futile, se devo essere sincero, nel senso che uno parte e va per priorità. Per me la priorità è ridare ossigeno a un malato che effettivamente sta morendo lentamente. Non sono per l'eutanasia. Sono così tante le priorità definibili tali per cui è difficile dire all'inizio cosa si vuol fare. Io penso che ripartirei immediatamente dai fondamentali. Abbiamo una città che, pur essendo ridotta in popolazione, ha due fazioni contrapposte che la spaccano. Abbiamo un'eredità di contenziosi, abbiamo un'eredità di luoghi deturpati da inquinamenti, per cui il mio primo intendimento è quello di ripianare il più possibile questa situazione in modo da partire univocamente assieme e raggiungere i nostri obiettivi, che saranno plurimi, ne parleremo dopo, ma partendo da una situazione normalizzata. Di quello invece che hanno fatto l'amministrazione precedente, che farei qualcosa, anch'io sono d'accordo che ciascuno dà il meglio di se stesso e difficilmente si può individuare una qualche azione così deleteria che vada cancellata immediatamente. Il tutto, anche queste modifiche che vengono dal trascorso, dal passato, dal già eseguito, vanno ponderate ed esattamente valutate prima di fare delle modifiche, per non rischiare di fare errori ancora più grandi. Grazie. Posso io? Sì. Grazie. Io molto più pragmaticamente direi che una delle prime cose da fare è quella di approvare il bilancio, perché se non c'è il bilancio approvato e non ci sono i soldi possiamo raccontare tante cose, però dopo non riusciamo a realizzarle. E il bilancio ha un piccolo problemino, che c'è una spada di Damocle che pende e abbiamo un assegno da staccare di 869.000 euro verso Banca Intesa che si chiamano derivati, e con quello dovremo fare i conti. Le ipotesi sono due: aumentare le tasse, tagliare i servizi. Io mi impegno a non fare entrambe le cose, non voglio né aumentare le tasse né tagliare i servizi, per cui dovremo trovare una soluzione terza. La cosa non è assolutamente semplice, però i conti con il bilancio li si deve fare se si vogliono poi mettere in campo tutte le altre parti del programma. Detto questo, cosa toglierei di quello fatto finora? Beh, mi fa piacere che anche gli altri candidati sindaci riconoscono che sia stato fatto un buon lavoro. Io non posso che dire il contrario, perché naturalmente ho appoggiato tutti i provvedimenti che sono stati portati avanti dall'amministrazione uscente, e pertanto non credo che ci debba essere un lavoro di decostruzione. Credo invece che ci debba essere un lavoro costruttivo per realizzare nuovi progetti. Se ci sono delle repliche? Quanto tempo si avrebbe? Una battuta, non di più. No, faccio una io. battuta no. Allora faccio io la battuta Dus, non allarghiamoci troppo. Non ho detto che avete fatto un buon lavoro, perché se la città è in questa condizione sicuramente il lavoro non è stato buono. Voglio solo dire che vi do senz'altro atto che avete cercato di fare il meglio possibile, che è diverso da dire che avete fatto un buon lavoro. Grazie. Solo come una battuta: se non si vogliono aumentare le tasse e se non si vogliono tagliare i servizi, l'unica leva che rimane è quella di tagliare gli sprechi.
E io credo che negli anni passati, non mi riferisco solo all'ultima amministrazione, ma nelle amministrazioni trascorse, Una battuta. sprechi, possibilità di tagli di sprechi erano possibili. Ho anch'io diritto, Prego. no? Una Certo, battuta. assolutamente. La mia battuta è che no, c'è una terza soluzione, è quella di trovare fondi in altri enti. Uno di questi enti è la Comunità Europea e da lì si possono reperire fondi. Abbiamo dimostrato di averlo fatto negli ultimi 5 anni, credo sarà da mettere in campo le stesse iniziative anche per i prossimi. Arrivo a una questione di attualità. Vi confesso che la scaletta è stata modificata nelle ultime ore, visti anche gli ultimi avvenimenti che sono finiti sulla stampa locale. Lo avrete sicuramente letto. Su Oggi Treviso abbiamo dedicato ampio spazio. La notizia è finita anche sul Fatto Quotidiano, quindi anche chi legge la stampa nazionale l'avrà visto. Ha destato scalpore sicuramente. Saprete tutti che un candidato consigliere ha annunciato il proprio ritiro dopo la pubblicazione di alcuni post risalenti al 2016, va specificato, e la sua stessa lista ha parlato di dichiarazioni terribili, prendendo le distanze da quello che era stato detto in un comunicato ufficiale che che è arrivato a tutti i giornali. Ha annunciato appunto il suo ritiro, anche se tecnicamente non è una cosa così facile da fare. Nelle scorse settimane però c'era stata un'altra polemica che riportiamo qui oggi sotto i riflettori, che è quella della presunta, uso questo termine, presenza di candidati vicini ad ambienti dell'estrema destra. Voi cosa ne pensate di questa cosa? Di tutto quello che è successo, del polverone, del ritiro, della polemica? Sono cose pretestuose, come è stato detto, o sono cose importanti? Toffoli. Ma io penso che i cittadini siano superiori a tutte queste, diciamo, notizie un po' da gossip, perché diciamocela francamente, questa campagna elettorale è molto sonnolenta, molto sottotono. Io ne ho viste di campagne elettorali, ho visto scorrere il sangue in maniera ovviamente ideale, mentre qui siamo tutti quasi amici, sembriamo quasi tutti della stessa lista, no? Perché forse siamo delle persone moderate, probabilmente siamo delle persone che amano effettivamente la propria città. Non mi permetto di entrare in questi argomenti che li ritengo, scusami, da gossip. Onestamente, ognuno è consapevole delle proprie azioni, ognuno è artefice del proprio successo. Quindi quello che è successo saranno gli elettori che valuteranno e vedranno loro cosa fare. C'è un'arma democratica che si chiama voto. Ecco, io altro non ho da dire. Cosa dire? È una cosa spiacevolissima, dolorosa che è successa. La mia lista si è dichiarata assolutamente estranea a certe forme di pensiero che sono state malamente trasmesse. Posso dire una cosa, al di là e al di sopra di tutto, che una delle prime azioni che farò sarà quella di portare nelle scuole della città gente preparata, della polizia che ho già conosciuto poco tempo fa, particolarmente preparata per insegnare ai ragazzi che con i social non si può scherzare. Uno scherzo, un tentativo di apparire grazie a formulazioni di pensiero anche non pensato ma espresso in quel modo là, oggi, in assenza della possibilità dell'oblio, può rovinare una persona. Al di là di quello che succede normalmente con pubblicazioni di foto un po' così, anche la semplice espressione di pensieri che in qualche caso sono contrari all'effettivamente pensato, ma fatti per apparire per scherzo, in qualche modo giovanile, possono rovinare una persona per l'intera vita. È molto pericolosa questa cosa, è molto grave e tutti i nostri ragazzi devono imparare che quello che oggi hanno a disposizione, cioè i social,
può rivolgersi contro se stesso fino ai livelli che abbiamo visto. E la cosa è molto seria. La scuola fa tante cose, dappertutto non può arrivare, l'amministrazione comunale dovrà sostituirsi nella trasmissione di questa purtroppo verità importante e pericolosa. Dus? Sono male quei fascisti nella tua lista. Prego, no, prego, per cortesia, no. Sì, vi ricordo però che appunto siamo in un luogo in cui ci sono delle regole democratiche e siete i primi voi che le state disattendendo, perché non vi è concessa la parola. È questo il rischio. Scusa Marco. Quindi vi prego di lasciare i candidati che parlano, siamo in un luogo democratico, parliamo, ognuno esprime le sue idee, poi non sono previste domande al pubblico, non credo che sia l'atteggiamento giusto, perché no, non è questione di andare a casa, è una questione di rispetto, grazie. Sì, non entro sulla questione, nel senso che io appartengo a... sto lavorando con una squadra che oltre ad avere un programma amministrativo ha anche un programma di valori, appunto prima si è detto legati al centro-sinistra, ma al di là di questo posso capire che vicende di questo tipo possono accadere, perché quando si mobilitano tante persone, tante liste, è chiaro che, come ho letto, ha dichiarato il candidato Miato, non è che uno riesce a capire, a fare i raggi X delle persone e del loro passato. E abbiamo anche noi avuto vicende non di questo tipo, però che hanno interessato alcune delle nostre liste. Detto questo, sì, che il clima non solo a Vittorio Veneto, ma io credo in tutta la nazione sia un po' cambiato, non serve che ce lo diciamo questa sera, ma non credo che sia neanche il tema di questa sera. Credo che questa sera dovremmo parlare di presentare i candidati sindaci e la nostra città. Non vedo il tempo, però vado avanti. E quindi insomma, brevemente era questo il messaggio che volevo dare. Grazie. Bastiani? Sì, io sono preoccupato dall'onda di razzismo che si sta sviluppando in tutto il paese, da sud a nord, e credo che sia un allarme al quale tutti quanti dobbiamo prestare attenzione. Cioè ridurre questo episodio vittoriese a gossip oppure a piccolo infortunio di percorso mi sembra sia svalutare e così, non tenere nella giusta considerazione un fatto che a me sembra particolarmente grave che sia successo nell'ambito della campagna elettorale. Tra l'altro mi sembra che non sia neanche l'unico, che ci sia anche stato un altro caso di o ritiro oppure di imbarazzo per appunto altri candidati. Questo fortunatamente, o forse non fortunatamente, ma perché noi attentamente abbiamo voluto scegliere le nostre liste. Sinceramente pensavamo anche di poter arrivare a 3 liste, però insomma ci siamo adoperati per confrontarci, per conoscerci, per discutere assieme un programma. È stato un percorso che è durato molti mesi e che ci ha messo al riparo da questo incidente. Grazie, se ci sono delle repliche, una battuta, sì, Miatto. Una battuta semplicemente, non vedrei tanto negativamente la situazione italiana per quel che riguarda il razzismo, sono convinto che nessuno di noi sia razzista, eventualmente qualcuno si oppone a un disordine sociale che era apparso in Italia, sembra stia risolvendosi in qualche modo più ordinato, ma di razzismo, ragazzi, non c'è nessuno che è razzista. Toffoli?
Sì, una battuta, una cosa, penso di essere un moderato, sono sempre stato un moderato, la cosa però che mi ha sempre dato fastidio della sinistra è questa supremazia dei valori, cioè sembra che oltre a loro gli altri siano tutti dei barbari, cioè, io penso che invece francamente siamo tutti qui per fare il bene di tutti quanti, per conto mio il razzismo in Italia non esiste, il razzismo viene inventato da chi non ha altri argomenti in questo momento, ecco, specialmente il Veneto, scusatemi, che è una terra di integrazione dove gli extracomunitari forse stanno meglio di tutte le altre ragioni, quindi per favore vediamo di smetterla con queste battute e vediamo di avere argomenti più importanti, grazie. Sebastiani, per una replica. Non voler vedere l'ondata di razzismo che sta crescendo in questo paese mi sembra un grave difetto di miopia. Sì, credo che, da ultimo, credo che uno dei danni che sono stati fatti sia un danno d'immagine un po' per tutta la città, perché è stata dipinta come una città razzista che sicuramente non lo è. Quindi se il vero danno qualcuno l'ha subito, questo danno è stato subito dalla città, che è stata dipinta in un modo che così non è. Stravolgo la scaletta, chiedo scusa, ma visto che fino ad ora è stata sonnolenta, allora cerchiamo, no? Di ravvivarla un attimo. Anticipo una domanda che doveva essere fatta alla fine, la faccio adesso. Ci è arrivata un'esplicita richiesta da parte di alcune associazioni per l'istituzione di un tavolo permanente per coordinare i servizi per i profughi, soprattutto dopo gli effetti del decreto Salvini. E allora vi chiedo, voi cosa ne pensate, sia degli effetti del decreto sia di quello che succede in città? Siete a favore e cosa fareste nel caso ci fossero nuovi arrivi in città? Nuovi arrivi in città, se arrivassero nuovi migranti e se ci fosse la richiesta appunto che è stata fatta di istituire un tavolo che diventa permanente. Comincio io? Prego. Sì, sono stato raggiunto anch'io da quella richiesta dell'associazione e ho avuto modo di incontrare questa associazione assieme alle altre associazioni del volontariato e della protezione civile. Abbiamo avuto uno scambio di idee in merito e volendo specificare bene quello che abbiamo già detto fra di noi, mi hanno trovato favorevole nell'istituzione del tavolo. Di un tavolo che farebbe parte di un sistema che ritengo indispensabile in città, quello della condivisione, quello dell'approccio efficiente ai problemi, e tutti i tavoli che vengono a essere proposti verranno certamente istituiti. L'importante è che a quel tavolo siedano tutte le componenti che si dedicano ai vari temi. Parliamo del tema immigrazione, parliamo del tema della presenza di persone purtroppo un po' spiantate che abbiamo qua in città, benissimo. Certamente il tavolo è uno dei punti da cui partire per rimediare un pochettino al disordine che si era creato. È importante che a quel tavolo, ripeto, siedano tutti coloro che si sono dati da fare e che oggi a vario titolo continuano a darsi da fare sull'argomento. Quindi ho già detto a questa associazione che aveva mandato questa richiesta che per me sono nettamente favorevole. Avevano fatto una seconda richiesta, quella della carta d'identità da emettere. Circa questa particolarità ho risposto che la carta d'identità si dà se la cosa è legale. Dal momento che la normativa oggi lo impedisce, noi non daremo carta d'identità. Ci sono dei giudici che hanno risposto in altro modo. Quando la loro sentenza farà testo, farà legge, risponderemo a quella legge. Grazie. Dus? Sì. Al di là del tavolo, che naturalmente mi vede favorevole, credo che sia un tema che ha rappresentato sicuramente rimasto un dibattito acceso in città nei primi anni dell'ultimo mandato, e
che però si è andato a affievolire negli ultimi 2 anni, e credo che sia andato affievolendosi semplicemente perché le persone hanno iniziato ad abituarsi a questa presenza in qualche modo si è riuscita a gestirla nonostante le difficoltà iniziali, e in questo momento ci sono delle presenze in città di persone che hanno naturalmente ancora bisogno di questo. Però io sono stato sabato a un incontro interessantissimo della Caritas, ad esempio, che faceva vedere che chi si rivolgeva ai centri della Caritas, la maggior parte erano persone di nazionalità, persone europee, non africani, per dire che c'è sia un'emergenza che viviamo e che vediamo magari perché amplificata da una o dall'altra parte, però poi c'è un'emergenza legata anche a situazioni appunto nazionali e europee che magari vengono trascurate. Quindi benvengano i tavoli, benvenga la partecipazione e la condivisione di questi interventi, però ricordiamoci che appunto il problema va visto a 360 gradi. Bastiani? Parto dalla seconda considerazione. Io spero che non ci siano nuovi arrivi a Vittorio Veneto, perché Vittorio Veneto è una città che mi sembra generosamente ha già dato e ha già messo a disposizione ospitalità per gli immigrati e per chi scappa dalla guerra o dalla povertà. Mi auguro che, come si dice, che l'Europa deve soccorrere l'Italia, giustamente, per far fronte a questo problema. Sarebbe giusto che anche altri comuni, tanti comuni del Veneto e non solo, siano altrettanto generosi del nostro, in modo da ripartire l'ospitalità e diffonderla appunto sul territorio, creando appunto meno ghetti. I tavoli sono sempre i benvenuti, e io sono convinto che con i tavoli, la concertazione, i problemi si possono risolvere. Va ricordato che compito primo di un'amministrazione è quella di andare incontro ai più deboli, a chi ha più bisogno, al di là del sesso, dell'appartenenza politica e del colore della pelle. Toffoli? La domanda ovviamente è posta in maniera tale che uno non è che possa rispondere diversamente. Chi è che non vuole aiutare chi è indietro? Quello che io dico, però, attenzione, io sono d'accordo, i tavoli mi piacciono, però io sono più per la praticità, più che delle chiacchiere. Allora dico, se quello che è stato fatto fino adesso ha portato ad avere fuori da ogni supermercato un palo di colore, scusatemi, non mi sembra che questa sia integrazione, non riesco a capire questa persona poverina che sta lì 12 ore al giorno fuori a dire buongiorno, buonasera, buongiorno, buonasera. Questa non è integrazione, integrazione sono altre cose per conto mio. Quindi benvengano, io dico, se devono arrivare altre persone, benvengano, vuol dire che potremmo ospitarle, le abbiamo ospitate, non hanno dato fastidio per nulla, anzi sono delle persone, devo dire, che si sono sempre comportate bene. Però attenzione a non dimenticare anche ai nostri poveri, perché noi abbiamo tante persone anche qui a Vittorio Veneto che per dignità non vanno a chiedere l'aiuto, non si fanno vedere, però soffrono tantissimo. Quindi attenzione a non creare poveri di serie A e di serie B. Io sono per tutti quanti, per aiutare qualsiasi, anch'io ovviamente non mi interessa né la razza né il colore né la religione, perché tanto l'uomo è stato creato da Dio per chi ci crede, ed è uguale per tutti quanti. Però attenzione a non creare mangiatoie, come è successo in passato, e a non creare false speranze. Ecco, questo è importante. Grazie. Se ci sono repliche? No, solo una. Un palo di colore comunque sono delle persone che non le definirei pali di colore, ecco. Sono comunque delle persone che si trovano in difficoltà.
No, forse non hai capito bene cosa intendevo dire. Sono in Questa è la difficoltà e replica. sono trasformati lì, perché vorrei sapere a chi gli ha detto di andare là. Di sicuro non sono andati di loro spontanea volontà. Lì c'è un'organizzazione, parliamoci chiaro. Io giro i supermercati del Veneto e non c'è supermercato che non abbia un palo fuori. Vuol dire che lì c'è un'organizzazione fatta a monte, scusami. Allora, ritorniamo ad un problema, diciamo così, prettamente vittoriese, anche per chi lavora a Vittorio Veneto e non è di Vittorio Veneto come me. Ammetto che per me orientarmi nella viabilità vittoriese è un po' difficile, nonostante siano alcuni anni che lavoro qua. La viabilità è complessa e si rischia di perdersi, francamente mi sono perso più volte. E lo ammetto, perdonatemi, ma non sono di Vittorio Veneto, per cui ci può stare. E quindi dopo l'apertura del traforo, almeno il primo stralcio, ci saranno altri nodi problematici della viabilità. E quindi una delle possibilità è Serravalle rischia di morire con l'apertura del traforo. Succederà come a Ceneda, che è stata molto penalizzata da quella che doveva essere solo una sperimentazione di 6 mesi e poi è rimasta così. Cioè a Vittorio Veneto servono tutti questi sensi unici qua, e voi come intendete risolvere il problema della viabilità? Non solo per me che non sono vittoriese, ma anche per chi abita qua. Ti regaliamo un GPS, casomai. Dus. Credo che il traforo sicuramente rappresenti una sfida, perché la viabilità, come ho avuto modo già di dire altre volte, viene chiamata definita dai tecnici come un liquido, quindi dove la versi poi inizia a riorganizzarsi. Dicevo, la viabilità il traforo rappresenta una sfida sicuramente interessante per la parte nord della città, ma c'è anche la parte sud della città che soffre di problemi legati alla viabilità, come la parte di San Giacomo, che è in attesa di una bretella da molto tempo. Ma non solo questo, ci sono anche altre opere che non si sono ancora riuscite a realizzare. Faccio riferimento ad esempio alla rotonda dell'ospedale, che è un punto critico e nevralgico, su cui ci sono stati anche degli importanti incidenti, su cui stiamo aspettando un investimento della Regione, perché da parte nostra, diciamo, la questione amministrativa comunale è stata adempiuta. Tornando invece alla parte nord, c'è anche una questione di viabilità legata alla strada delle Unghere, una strada molto trafficata e dove molti cittadini si sono lamentati nel passato per questioni di sicurezza, e credo che questi siano diversi nodi della città che vanno sicuramente affrontati e visti, però, come ho detto prima, da un punto di vista dall'alto, e non pensando di occuparci solo dell'uscita del traforo, dimenticandoci invece della parte sud o della parte ancora più a nord. Sebastiani? 2 minuti per parlare della viabilità di Vittorio Veneto sono veramente pochissimi, talmente tanti sono i problemi. Cercherò di concentrarmi magari sui principali. I sensi unici, cioè l'accesso a Ceneda. L'accesso a Ceneda è effettivamente difficoltoso. Chi arriva da sud, se non imbrocca, diciamo, via Marson, che è una strada che difficilmente così riconoscibile, comincia a viaggiare, effettivamente capisco che abbia problemi a raggiungere la piazza di Ceneda. Ceneda è stata fortemente penalizzata da questo sistema di sensi unici, doveva essere un esperimento, si è prolungato nel tempo, è stato riconosciuto da tutti quanti che è un problema per esempio per via Manin, e è stato riconosciuto, io credo, da tutti quanti che l'ingresso naturale alla città di Vittorio Veneto è quello da sud verso nord per la via principale, e non passando per via Galilei e arrivando al centro dalla porta di servizio. San Giacomo è stato detto, ne riparleremo quando il flusso di traffico arriverà in via del Carso e dovrà districarsi quando incrocerà via Vittorio Emanuele II. Lì la vedo brutta. Toffoli?
Sì, io continuo a essere un tipo pratico. Francamente, quando sento discorsi che aspettiamo la regione perché il comune ha già fatto tutto, intanto aspettiamo che la gente continui a morire sulle strade, francamente mi fa un po' arrabbiare. Io sono un tipo che voglio risolvere i problemi. Allora, vogliamo risolvere un problema della viabilità di Longheria innanzitutto, che poi potrebbe diventare tra l'altro anche motivo per le casse del comune. Mettiamo un autovelox fisso, perché lì dobbiamo obbligare la gente. Purtroppo gli italiani, se non li tocchiamo sul portafoglio, non capiscono. Allora, autovelox fisso su quel tratto di strada e autovelox fisso anche in Viale della Vittoria. Io l'ho già suggerito a suo tempo all'assessore l'anno scorso, perché vedo a quanto sfrecciano la gente. Allora, dobbiamo far imparare alla gente il codice della strada. Poi, per quanto riguarda i sensi unici, io 15 anni fa ebbi nuovamente la prima idea di candidarmi a sindaco e feci una campagna elettorale espressamente su Ceneda, essendo cenedese, perché volevo liberare Ceneda dal traffico. Purtroppo, non avendo vinto, non ho potuto fare nulla. Ho tentato di dare il mio aiuto, non sono stato ascoltato, tutti ne parlano, anche la giunta che sta chiudendo questo mandato riconosce che c'è un problema del traffico, però probabilmente in 5 anni non hanno avuto tempo di guardarlo nemmeno loro, forse probabilmente presi dal centenario che era molto, molto impegnativo. Quindi dico, bisogna, come ho detto ieri sera, nell'incontro di ieri sera, il problema del traffico è importantissimo, i sensi unici vanno senz'altro rivisti e vanno rivisti insieme ai vari quartieri, per conto mio a questo punto. Posso dire che in una decina di incontri che ho avuto a Vittorio Veneto, con i vari quartieri, nelle varie zone di Vittorio Veneto, la voce viabilità è l'elemento unificante tutti questi incontri. La gente percepisce le difficoltà che ci sono, le rappresenta e certamente questo sarà un tema da affrontare, fra i primi da affrontare. Abbiamo diverse tipologie di difficoltà di circolazione che vanno da una serravalle che è a rischio perché non sappiamo esattamente cosa comporterà l'apertura del traforo in termini di numero di passaggi quotidiani. Abbiamo un San Giacomo che è soffocato dai 23.000 e alle volte si arriva anche a 26.000 passaggi al giorno. Abbiamo un circuito interno della città che va nettamente ripensato. Probabilmente la soluzione sarà quella di tentare di invertirlo rispetto all'attuale, ma connetterlo con Ceneda. Ceneda invece soffre di un'altra malattia. Ceneda ha la sua viabilità che è paragonabile a una coronaria chiusa. Qualsiasi cosa che noi intendiamo fare su Ceneda, dove vogliamo anche concentrare l'azione amministrativa, non avrà nessun effetto se non modifichiamo la viabilità in modo tale da ricreare quel flusso normale di traffico e di apporto di fruitori della città, ecco, diciamo così. Qualche replica? Una battutina che mi è scappata, scusatemi. 2 cose. A Ceneda per fortuna non è stata riqualificata la piazza, perché il progetto che era stato presentato, lo dirò sempre finché ci sarò e avrò voce, era stato probabilmente progettato da qualcuno che di Vittorio Veneto non capiva nulla. Fortunatamente non è stata, altrimenti non lo so nel centenario come avremmo fatto. Per quanto riguarda il traforo non è stato inaugurato, e lo dico a voce alta, in quanto sarebbe stato un boomerang elettorale per chi lo avrebbe inaugurato in questo momento. Una precisazione, è sempre colpa degli altri. Marco, sono 5 anni che avete presentato il progetto di una semplice rotatoria davanti all'ospedale e non è stata fatta, ma pazienza, almeno lì avete presentato un progetto, ma sulla Vallata non avete neanche partecipato al bando che ha dato fondi per centinaia di comuni, praticamente tutti hanno avuto dei finanziamenti per le migliorie sulla sicurezza stradale, non avete neanche partecipato, non so. Sì, magari era assente
quando doveva seguire questo consiglio comunale, dove abbiamo invece ricevuto i fondi per la realizzazione della pista ciclabile che collega Revine a Longhere, e che in questo momento è sia in fase di progettazione ma anche di realizzazione. Oltre a quello verrà realizzato anche un intervento di fronte alla chiesa di Longhere per ridurre la velocità e quindi sistemare quell'incrocio lì. Quindi alcune cose sono state fatte. Sebastiani? Un appunto anch'io, allora mi viene in mente la rotonda che verrà fatta in via del Cansiglio per servire quel centro commerciale che probabilmente che stanno realizzando. Tra l'altro questa rotonda porterà via una fetta di pista ciclabile, il che insomma la dice lunga su qual è la visione della città, e quella rotonda non serviva là, ma serviva eventualmente più sotto, all'altezza della COP, per innescare in via De Nadai. Scusate, tra l'altro, se vi posso dare un contributo. Chiudiamo per sì, cortesia. sì, vabbè, ma stiamo parlando di Vittorio Veneto, cioè Sì, non è che stiamo parlando sì, di... sì, penso che lo sappiano tutti, però esatto. credo che siamo qua per questo, però non diventa No, un volevo botta e solo risposta. dare una notizia. 15 anni fa io chiesi di fare una rotonda là, perché mi fu chiesto dal mobilificio se poteva avere la rotonda. Il comando dei vigili mi disse che non si poteva perché il codice della strada lo proibiva. Probabilmente, non so se in 15 anni è cambiato qualcosa, adesso si può fare, ecco. Chiudiamo. E passiamo ad un altro punto che è molto dolente per la città, è quello delle attività produttive e commerciali, perché è noto, soffrono, non solo in centro città, e questo anche perché c'è una tassazione che è notevole, che grava sugli esercenti e anche sugli artigiani, a cui si aggiunge una burocrazia che francamente possiamo definire tranquillamente soffocante. Si possono semplificare le procedure, ridurre le tasse, si può trovare un accordo per diminuire gli affitti, e per quanto riguarda la Savno, le associazioni di categoria chiedono di spostare le tariffe dalla parte fissa alla parte variabile, no? Quindi per pagare in base a quanto viene effettivamente conferito e non in base all'area che viene occupata dall'attività. Voglio sapere da voi da che parte state e cosa intendete fare su questo. La Savno che chiede di... No, le associazioni di categoria riguardo questa mi sembra una proposta sensata e logica, no? Non è, che non sia la metratura, ma appunto l'effettivo conferimento, quello che deve essere pagato. Su quanto riguarda le attività produttive, anche questo è un discorso che ci ha impegnato ieri sera presso l'associazione dei commercianti. Sono discorsi impegnativi, cioè, e complessi. La crisi del commercio di vicinato è evidente a tutti e è condivisa in tutte le città, i centri storici. Ci sono città in Italia che stanno affrontando questo problema con progetti per appunto venire incontro alla realizzazione di nuove unità insediative, e da questo punto di vista per noi può essere un vantaggio, perché potremo andare a studiare quello che è stato fatto nelle altre città. Anche Treviso ci sta lavorando proprio in questo periodo per verificare e cogliere le cose buone che verranno fatte appunto in altre realtà. Grazie. Toffoli. Ma io più che andare a vedere cosa fanno gli altri, vorrei che innanzitutto tenere vivo il commercio a Vittorio Veneto, perché se continuiamo a fare tavoli o andare a vedere, a leggere, a fare dissertazioni, ci troviamo che la città chiude. È una legge di numeri, signori, di presenze. Se noi abbiamo presenze nel centro cittadino, in città, abbiamo anche possibilità che la gente acquisti. Se non abbiamo presenze, se abbiamo il centro praticamente deserto, non possiamo pensare che i poveri commercianti possano fare miracoli.
Per fare questo bisogna creare attività, ci vogliono idee, ci vogliono progetti e ci vogliono manifestazioni che creino, che portino gente in città. Ecco perché io sostengo che il turismo e le manifestazioni saranno la panacea per aiutare i vittoriesi. È una cosa che bisogna crederci, bisogna andare avanti e bisogna costruire di volta in volta. Non si può pensare che di colpo cambi tutto quanto, però se rimaniamo qui ancora fermi a guardare cosa fanno gli altri, ripeto, intanto i nostri negozianti tendono a chiudere. Per quanto riguarda Savno, che ieri sera mi ero dimenticato, ecco, una delle prime cose che farò quando potrò essere sindaco a Vittorio Veneto è chiamare proprio Savno, perché vorrei capire come mai ci spiegano, ci hanno sempre spiegato che facendo la differenziata si risparmia e quindi il costo scende, invece il costo sale continuamente e quindi vorrei capire chi ci guadagna a questo punto. Siccome Savno per conto mio è un consorzio che deve fare un servizio, mi dà fastidio ogni volta che lo vedo che sponsorizza qualche manifestazione. Il compito di Savno, praticamente, la sua mission è quella di tenere pulite le città, dare un servizio decoroso, ma soprattutto far pagare la minor tariffa a esercenti, commercianti e famiglie. Questo è il suo compito, non è il compito di fare diari scolastici, non è il compito di andare a pubblicizzare. Quei soldi lì li metta per abbassare le tariffe. E poi per favore il presidente non venga a dirmi che lui è in grado di fare sia il presidente Savno che anche il candidato sindaco. Qui è ora di finirla con i doppi posti. Ognuno deve fare il proprio dovere perché uno è già abbastanza. Grazie. Il commercio vittoriese soffre, lo vediamo tutti, la città sta da molti anni riducendo la sua popolazione, il commercio segue questo trend, lo vediamo tutti. È un fenomeno generale, Vittorio ne ha patito i primi effetti per primo, ma già Conegliano è ampiamente dentro il calderone e amici commercianti di Treviso mi raccontano come stanno andando in crisi un pochettino anche loro, il che è tutto dire. Non credo esistano singole operazioni fattibili per risollevare le sorti di questo importante comparto economico della città, ma sarà un insieme di azioni che potrà eventualmente fermare il trend in discesa e possibilmente farlo ricrescere. Certamente la base è principale è quella delle presenze. Più gente abbiamo in città, più la città fermerà la sua discesa e ricrescerà e avremo un effetto positivo sul commercio. Più turisti riusciremo a fermare in città e più avremo un beneficio economico per il comparto del commercio di vicinato. Non solo, per generare utile commerciale la città deve anche, come si diceva prima, affrontare il discorso del traffico e della sua regolamentazione. Non solo, mi sono andato a vedere un po' di sperimentazione fatta nelle città del nord Europa e qualcuna anche in Italia, si chiama recupero del centro commerciale naturale, è un processo studiato anche a livello universitario sociologico e analizzando quello che è successo, ovvero che il commercio è stato spostato fuori da città, ci sono delle contromisure ben specifiche da applicare per riportarlo dentro. Lo faremo, presumo, su Serravalle. Sì, molto è stato già detto, credo ci sia una questione che però magari è stata dimenticata, che è quella legata anche al decoro urbano, che probabilmente sono gli strumenti che un'amministrazione può mettere in campo. Nel senso che possiamo dire che incidiamo sul commercio, sì, però credo in maniera molto relativa come amministrazione. Come amministrazione si può lavorare invece su quello che è il decoro e la manutenzione dell'ordinario delle nostre strade e dei nostri marciapiedi per permettere di presentare una città a chi viene per turismo, a chi invece ci vive quotidianamente, dicevo, per presentare una città che sia dignitosa e decorosa. E questo lo si fa con una costante manutenzione, ma non solo, un altro tipo di intervento è quello legato a creare iniziative
iniziative che devono essere naturalmente di rilievo nazionale, quantomeno per poter coinvolgere il numero maggiore di turisti e che possono portare appunto persone a gravitare sulla nostra città. Io sono molto legato allo sport e credo che questo sia un volano molto importante per quanto riguarda il commercio. L'abbiamo visto nell'organizzazione della maratona, una maratona del centenario che ha portato migliaia di atleti in città provenienti da tutte le parti del mondo, che si sono fermati a Vittorio Veneto per 2 giorni, hanno consumato e hanno acquistato nei nostri negozi. È chiaro che anche lì c'è un problema da superare, il fatto che se arriva oggi una corriera di 54 persone a Vittorio Veneto non sa dove alloggiare. È una richiesta che sicuramente il mercato richiede. Grazie, se ci sono delle repliche. No, solo colgo una contraddizione, non voglio fare l'avvocato difensore di Savno, ma colgo una contraddizione nelle affermazioni di Toffoli quando dice che appunto auspica che a Vittorio Veneto ci siano iniziative culturali, turistiche, di promozione. Però dopo lamenta il fatto che Savno sponsorizzi appunto attività culturali, turistiche di promozione. Mi sembra una contraddizione in termini. No, proprio per questo Savno deve fare il suo lavoro. Prego un secondo, c'era miato prima. Scusa. E poi affido la replica a Toffoli. Grazie. No, volevo dire che la cura della città, dei particolari, che forse è una sommatoria di interventi non grandi, deve essere fatta da domani in avanti, ma poteva essere fatta anche da oggi a ieri, nel senso che... Sì, no, scusatemi perché Savno, ripeto, non è uno sponsor. Savno deve spazzare le strade bene, farlo al maniera e non farcele spazzare a noi come dopo il Natale, che abbiamo dovuto andare noi volontari a pulire la piazza, tanto per essere chiari, perché non era nei patti, e quindi quei soldi li metta per abbassare le tariffe, perché siamo stufi di pagare. Siamo la provincia più riciclona d'Italia, però le tariffe continuano ad aumentare. C'è qualcosa che non funziona. Grazie. Sì, Siccome giustamente Toffoli ricorda il successo del Natale, lo ha ricordato molto spesso, faccio presente che il successo del Natale è stato realizzato anche grazie a questa amministrazione, non è solo opera tua. Allora, se siamo su scherzi a parte lo accetto. Comunque il pubblico sa com'è andata veramente la storia. Grazie comunque all'amministrazione che non ci ha messo i bastoni tra le ruote, grazie a Giovanni Napol, e questo lo dico pubblicamente. Per quanto riguarda il resto dell'amministrazione, mai visto nessuno. Continuiamo, però ricollegandoci a quello che abbiamo appena detto, il tema rimane, nel senso che oltre alla questione delle tasse, alla questione della burocrazia, c'è anche il problema che le attività commerciali soffrono anche perché ci sono tanti supermercati e tanti centri commerciali, e questo è innegabile. E noi nel Quindicinali ci siamo occupati proprio nell'ultimo numero di questo tema, anche perché negli ultimi anni qui a Vittorio Veneto sembra che ne dovesse spuntare praticamente uno al giorno. Aprirà qui, aprirà lì. E questo ha creato molte polemiche. Però va anche detto che questi grandi centri sono sempre pieni. E quindi vogliamo capire da voi, in città servono nuovi supermercati, servono altri centri commerciali, oppure lo spazio è saturo e bisogna puntare sul rilancio delle piccole attività e dei piccoli negozi? Toffoli. Allora, fare il discorso in 2 minuti praticamente è riduttivo. Voglio dire 2 cose essenzialmente. Le amministrazioni devono finirla di svendere il territorio a gruppi commerciali per farsi fare una rotatoria o per farsi fare un pezzo di marciapiede. Questa è la verità, prima cosa. Perché in campagna elettorale tutti difendono il piccolo commercio, tutti difendono il commercio di vicinato, dopo scopri che cambiano la destinazione d'uso di un'area e scopri che ti arriva una catena magari di discount o una catena di supermercati. Allora, a Vittorio Veneto
ve lo dico, per fatto diciamo di popolazione non c'è più bisogno di nessun'altra struttura, questo è indubbio. Siamo 28.000 abitanti scarsi, togliamo i bambini, togliamo gli anziani che mangiano poco, togliamo gli extracomunitari che purtroppo lavorano e i soldi li mandano nel loro paese d'origine, resta poca gente. Manca senz'altro dei servizi, e questo io lo sosterrò, in centro città. Pensiamo agli anziani, pensiamo ai disabili, pensiamo a chi non ha l'auto, pensiamo a chi non può. Cioè creare, perché se vogliamo svuotare i centri storici, come hanno fatto ad esempio a Conegliano, li hanno anche rivotati, comunque sono contenti loro, hanno ucciso il centro di Conegliano, hanno creato un bellissimo parco, il Conè, dove tutti vanno lì a passeggiare, poi e Conegliano è deserta. Io Vittorio Veneto non la voglio deserta, Vittorio Veneto la voglio piena di gente in centro. Gatto. Il fenomeno per cui si sono sviluppati i centri commerciali all'esterno delle città è un fenomeno che ha investito anche noi, ma se andiamo a guardare un po' storicamente negli Stati Uniti e poi in Europa, soprattutto cominciato da Francia, molti decenni fa hanno ammazzato i centri commerciali naturali esistenti, cioè i centri città. I grossi gruppi commerciali hanno investito sul fatto che facendo questi centri commerciali potevano avere sia l'addensamento dei punti vendita che la facilitazione di parcheggio, che il controllo dei prezzi, che la facilitazione per i commercianti che lì lavorano, perché per le aperture, per le chiusure, per le pulizie generali, per la gestione delle bollette della luce, per qualsiasi altro elemento di peso per le attività commerciali, c'era una facilitazione tale per cui la tendenza si è instaurata anche qua da noi. È proprio quello che dicevo prima, se vogliamo fare un qualcosa per invertire il trend, dobbiamo appunto analizzare punto per punto i motivi per cui il commercio è stato spostato fuori, e c'è il modo anche pianificato per riportare al centro il commercio di vicinato, proprio perché si riesce a controbilanciare le spinte che l'hanno spinto fuori dalle città. È una delle cose che abbiamo messo nel nostro programma e ne abbiamo già parlato in città e abbiamo intenzione di sperimentarlo anche da noi. Sì, io credo che innanzitutto ci sia una questione da affrontare, e mi è stata sottoposta proprio questi giorni da un signore molto anziano, ed è stata una importante chiusura che è avvenuta in centro di un supermercato che serviva una gran parte della popolazione, soprattutto anziana, del centro, un supermercato che è chiuso e che dava un ottimo servizio alle persone appunto del centro della nostra città, e quindi assistiamo a una certa contraddizione, cioè che aprono i supermercati dove non vorremmo e non aprono dove vorremmo. Abbiamo anche in quel caso lì, durante la chiusura del supermercato della Copca, tentato di appunto aprire un tavolo con la categoria per capire se potesse essere interessante quell'area, però quell'area fondamentalmente non interessava a nessuno. Questo credo sia un punto dove ci si deve impegnare ancora, perché ripeto, ci sono moltissime persone che gravitano nel centro, che non possono prendere la macchina perché sono anziani e che hanno veramente bisogno di uno spazio che in questo momento non c'è. È chiaro che la questione dei supermercati è una questione molto delicata, perché, come si è detto, in questi anni le uniche attività produttive che volevano investire sulla città erano fondamentalmente legate ai supermercati. Mi permetto di sollevare anche una contraddizione del candidato Toffoli. Ora fa il paladino contro i supermercati, ma votò la variante dell'emisfero sulla rotonda per la creazione del supermercato. Vai a vedere, io ero astenuto. No, un'eventuale replica, grazie. Sebastiani? Beh, è indubbio, non servono nuovi supermercati a Vittorio Veneto, serve, come hanno detto i colleghi, un supermercato nel centro città per servire appunto le persone più deboli o gli anziani che non hanno bisogno di prendere la macchina e i carrelloni per fare il rifornimento settimanale, ed è quindi auspicabile che riapra il supermercato Copca oppure qualcosa di simile in
centro a Vittorio Veneto. Mi viene in mente la polemica che è nata appunto quando si era tentato di trasformare l'area in fianco alla Cadoro da F2 a zona produttiva. Per fortuna non è andato in porto, perché effettivamente lì a fianco non serviva un supermercato. Basta. Una replica? Certo. Volevo solo dire a Marco Dus che mi astenni quella volta, comunque fece un bel intervento in consiglio comunale dicendo benvenga all'emisfero, perché siccome qui a Vittorio Veneto 20 anni fa comandava solo la Coop, e tra l'altro sappiate che è la più cara in assoluto la Coop qui a Vittorio Veneto, nella zona di Vittorio Veneto, finalmente arriva qualcuno a calmierare i prezzi. Poi la tua parte politica fece ostruzionismo, perché dopo che il supermercato doveva aprire non potevamo dargli la concessione per l'insegna perché deturbava il territorio, quindi cioè, insomma, mi sembra che stiamo parlando di nulla, insomma, ecco, scusami Marco. Altra replica, se c'è. Speriamo non ci arrivi nessuna querela dalla Coop, visto che non lo so, non ho idea se sia la più cara o meno. Basta andare a fare un rilevamento prezzi, cioè, io non ho detto mica nulla di male, è la verità, e i consumatori lo possono dire. La Coop a Vittorio Veneto ha i prezzi più alti, è una sua scelta, non c'è mica niente di male. Cioè, io ho solo detto che ci voleva un po' di concorrenza, tutto lì, poi il mercato è libero, ognuno va a fare la spesa dove vuole. Dichiarazioni di Michele Toffoli di cui non sappiamo chiaramente. Allora, tornando a noi, è una città, Vittorio Veneto, che si sta svuotando, almeno questa è la vulgata, e c'è un tema che tiene banco da tempo ormai, ed è quello dei vuoti urbani. Quindi vi cito l'ex Carnielli, Italcementi, la Colussi, la Viocampo, la Caserma Tandura, la Caserma Gotti, Quinto Corpo d'Armata. Sono tutte cattedrali nel deserto sostanzialmente. Vi chiedo che idea avete per restituire ai vittoriesi questi edifici storici che oggi ci danno solo una sensazione di grande abbandono e di grande tristezza, francamente. Il grande abbandono è reale. Soltanto lungo il Meschio gli insediamenti vetero-industriali ammontano a più di 40. Vediamo i più grandi, ma ce ne sono anche di altri. E quindi, essendo proprietà privata, essendo numerosissimi, è difficile pensare a una soluzione per tutti questi volumi qua. La normativa attualmente si è ampliata fino al punto da concedere anche l'abbattimento di questi, la conservazione del diritto di quei metri cubi e la commerciabilizzazione di quei metri cubi, la possibilità di commerciarli. Chissà che anche questo concorra a risolvere nel tempo il grosso problema che abbiamo. Tantissimi sono appunto gli insediamenti abbandonati e difficile è trovare una soluzione. Per quel che riguarda gli edifici di proprietà comunale, che quindi possono essere direttamente trattati dall'amministrazione, noi abbiamo una Mafil che fu comprata ormai diversi anni fa, che sembra essere un problema. Dal punto di vista mio direi che la Mafil fu comprata in un contesto storico molto particolare. Sono 63.000 metri cubi e in municipio arrivarono già delle dichiarazioni di interesse per una modifica della destinazione d'uso di quei metri cubi per trasformarli in residenziale. Erano anni in cui l'edilizia era semi-impazzita, rischiavamo di fare la fine di Conegliano con la loro area Zoppas, che non è mai andata compiuta completamente. All'epoca la SICA era chiusa, quindi il problema rischiava anche di raddoppiarsi. Con un avanzo di gestione fu comprata. L'acquisto di uno stabile del genere a 17 euro al metro cubo è una spesa che abbiamo fatto, abbiamo sparigliato quello che erano gli interessi edilizi esistenti, è terminato il tempo, e oggi è utilizzata, tant'è che quel milione già ci fa risparmiare 50-60 mila euro di affitto che prima si pagavano su altri stabili. Dus?
Sì, beh, allora c'è una questione legata alle aree demaniali dismesse, che sono 7 i siti militari in città, e che è molto rilevante, con il quale è iniziato un protocollo con il demanio, un protocollo d'intesa che però, conoscendo i tempi del Ministero, ci vorranno anni perché si porti a conclusione. E questo è sicuramente una questione rilevante, perché questi vuoti di ex aree militari sono disseminati in tutta la città, sia nella parte centrale che nella parte più a sud della città. Oltre a questo, naturalmente, c'è la questione legata alle ex aree industriali, sulle quali credo che, oltre ad un problema di come reinventarle, a parte che molte di queste sono ancora di proprietà privata, di come reinventarle, c'è una questione ambientale e legata alla salute pubblica rilevante, sulla quale bisogna intervenire. Ripeto, il problema di molte di queste aree è che sono aree ancora di proprietà privata, e quindi spesso i rapporti devono essere tenuti, e le iniziative devono essere intraprese dai privati e non dalla parte pubblica. Sicuramente noi abbiamo presentato, ad esempio per l'area Carnielli, alcune soluzioni, tentando di rendere più appetibile dal punto di vista commerciale quell'area, perché venisse acquisita e quindi bonificata. Quella è un'area sulla quale ci siamo concentrati e si è dibattuto molto. Spero che nelle prossime aste si riesca a risolvere almeno il problema Carnielli. De Bastiani. Sì, una cosa che noi abbiamo sempre auspicato e che abbiamo messo nel nostro programma, e che sarà una eventuale nostra priorità, è quella di riuscire a fare un censimento delle aree occupate e delle aree dismesse. A Vittorio Veneto da troppi anni si agisce sul piano dell'edilizia navigando a vista. Noi abbiamo bisogno di sapere quanti metri cubi di attività produttive e anche insediative sono occupate e quante sono libere. Quando noi avremo quel dato, che secondo me non è difficile da rilevare, e forse già agendo sugli archivi del comune è possibile appunto poter avere a disposizione, in base a quel dato là potremo fare dei ragionamenti, e in base a quel dato là si potrà affrontare questo benedetto PAT, che è progettato da almeno 15 anni e da 15 anni è fermo e non si riesce a varare. Il PAT, che sarebbe il nuovo piano regolatore, deve dare la linea guida del futuro della città. Serve per ragionare su cosa vogliamo fare di Vittorio Veneto, ma per fare questo noi dobbiamo avere dei dati precisi e dei dati soprattutto sull'occupato e sul libero. Do due dati così per far capire. La città è passata dal 2001 al 2017, questi sono gli ultimi dati, da 29.000 abitanti a 28.300 abitanti. Abbiamo perso circa 800 abitanti. Quindi, a prescindere dai luoghi vuoti che senz'altro vanno riempiti, vanno rimesso, io penso che priorità per la città è quella di far ripopolare la città. Ci vogliono coppie giovani, per avere coppie giovani bisogna anche dare delle prospettive perché vengano qua, quindi sgravi fiscali se è possibile, edilizia popolare, l'ho detto anche l'altra sera, perché nonostante la crisi gli affitti non si sono abbassati in maniera tale e le giovani coppie hanno difficoltà a venire a Vittorio Veneto perché preferiscono andare nei comuni limitrofi dove costa molto meno. Quindi compito anche di un'amministrazione è quello di mettere sullo stesso tavolo costruttori, agenzie immobiliari e quant'altri possono dare una mano proprio per attirare gente. Questa è la cosa più importante. Il momento in cui noi avremo problema di abitazioni possiamo vedere anche tutto il resto.
È ovvio che poi andremo a vedere le aree dismesse. L'area Carnielli, visto che è andata all'asta a 50.000 euro, compriamola come amministrazione, io direi, a questo punto, e poi vediamo cosa farne, perché sono ormai 15 anni che diciamo sì, è un problema, intanto lì sta accadendo tutto. Stesso discorso Villa Papadopoli. Villa Papadopoli, cosa aspettiamo? Che cada a pezzi? Abbiamo uno dei più bei parchi lì, che è in balia a dei balordi, perché nonostante i volontari vanno lì per tenerlo a posto, poi c'è sempre qualcuno che si diverte a romperlo. Quindi Villa Papadopoli va rimessa a posto nell'ambito ovviamente di una riconversione anche di biblioteca. Quindi dico, primo problema per conto mio è riportare coppie giovani a Vittorio Veneto. Questa è la cosa più importante. Posso fare una Replica, nota, sì. visto che va di moda, piace farle, faccio anch'io. Relativamente agli immobili militari, so che è stato firmato qualcosa ancora all'inizio della presente amministrazione, non so esattamente cosa, ma qualcosa è stato firmato. So solo che sono passati 5 anni, che chi è partito dopo, tipo Treviso, tipo Padova, hanno portato a casa tutto quello che gli serviva liberamente, trattando con l'Agenzia delle Entrate e i militari. Qua invece si è fermato tutto. Perché? Non lo so. Se vuole rispondere, visto che Perché dobbiamo chiama in causa. chiederlo al Ministero, visto che è lui che deve risponderci? Noi gli accordi li abbiamo firmati, siamo passati anche in Consiglio Comunale, quindi sono a disposizione di tutti a testimonianza che il nostro lavoro è stato compiuto. No, una breve battuta sui pieni vuoti. Io sono arrivato a sentire, cioè Vittorio Veneto è chiamata la città giardino, no? E abbiamo tanti spazi e tanti lotti che sono appunto all'interno dell'urbano che sono ancora vuoti. Ecco. Io ho sentito dire qualcuno che quei spazi vuoti all'interno del centro urbano servono per essere riempiti. Sì. È il contrario di quello che si deve fare. Cioè, la bellezza e il valore della città nostra è appunto che abbiamo ancora dei piccoli polmoni di verde che vanno conservati. Riempiti di gente probabilmente, dai. Volevano riempirli di gente, dai. Passo ad un altro argomento che riguarda però sempre l'ambiente. Sappiamo che il tema è caro ed è diventato caro anche a spese di tante famiglie magari, ed è il tema dei pesticidi. È un tema molto 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 delicato ed è per questo appunto che ve lo sottoponiamo. E voi tutti, più o meno, chi più chi meno, avete messo in cima alle liste da cose da fare l'ambiente, la tutela ambientale, no? Però recentemente è sorto un vigneto vicino a un asilo, tutti lo sanno, che è quello di San Giacomo. E è sorto nonostante i provvedimenti che sono stati presi, è sorto nonostante le ordinanze, quindi domanda 1, che si fa? Seconda cosa, il regolamento di polizia rurale che c'è e che è in vigore è sufficiente o no? Servono nuove norme per tutelare la salute dei cittadini o no? E nello specifico cosa si fa? Perché al di là dei proclami elettorali, vi chiedo di essere molto precisi, perché questo è un tema molto caro a tutti e molto importante perché si vive sulla propria pelle. Cosa si fa? Cioè se si continuano a spruzzare i pesticidi, si continuano a fare trattamenti senza rispettare le regole, oppure rispettandole ma magari le regole non bastano, cioè come si risolve questo problema? Allora, il tema è duplice, nel senso che c'è una questione legata al vigneto, in questo caso il vigneto di San Giacomo, sulla quale siamo intervenuti modificando il regolamento di polizia rurale, facendo 3 ordinanze contro la proprietà e intervenendo anche con la polizia municipale e segnalando a tutti gli organi
di competenza il caso. È arrivato anche in prefettura, quindi diciamo abbiamo mobilitato tutti quelli che potevamo mobilitare. E perché l'abbiamo fatto? Per tutelare esclusivamente l'interesse e la salute dei bambini che gravitano sull'asilo. In questo caso qui abbiamo provato più volte a parlare con la proprietà, perché si trattava di allontanare l'impianto di questo vigneto di alcuni metri appunto dal confine dell'asilo. Le cose non si è riusciti ad arrivare a un accordo e quindi si è arrivati diciamo a uno scontro e credo che si debba con la massima fermezza continuare a far valere i diritti dei bambini di poter frequentare agilmente l'asilo, cosa che invece non è accaduta con altri casi simili. Vedi un vigneto che è stato da poco impiantato a Carpesica, dove con la proprietà si è riusciti a instaurare un buon rapporto, le distanze sono state rispettate e tutte le regole sono state rispettate, quindi in questo caso qui i conflitti non sono nati. Problema spinoso che va sicuramente affrontato. Il governatore Luca Zaia, inaugurando l'ultima fiera di Godega, ha esplicitamente detto che ci sono troppi vigneti, bisogna fermarsi. Lo ha detto lui e noi lo ribadiamo da anni. È intollerabile che questo proliferare di questa monocultura. Il regolamento di polizia rurale, che è stato approvato credo più di 10 anni fa, evidentemente ha il problema che nel frattempo lo sviluppo della viticoltura ha avuto un'esponenzialità impressionante. E i vigneti sono arrivati sotto la casa dei cittadini e è un problema di sanità pubblica. Per questo io e il nostro gruppo siamo dalla parte dei comitati che si mobilitano, ma non per dire no, come spesso vengono accusati, ma perché hanno a cuore la sanità dei cittadini, delle proprie famiglie e dei propri figli. Toffoli? Io ho l'impressione che la storia sia un po' diversa, francamente. È ovvio che siamo tutti per la salute dei cittadini, vorrei vedere chi non lo è, ma mi chiedo, la persona, la società che è andata a impiantare il vigneto in quel posto lì avrà chiesto il permesso al comune, immagino, no? Il permesso è stato dato e loro hanno impiantato. Tra l'altro mi risulta che quella è una zona particolare, non poteva neanche esserci un vigneto lì. Dopo non so come mai si è riusciti a far piantare il vigneto. La conseguenza è una cosa molto semplice: non potranno convivere vigneto con asilo. Facciamocene una ragione. Questa è la verità. Quindi o spostiamo il vigneto o spostiamo l'asilo. Non vedo altra soluzione. È una questione molto pregnante questa, che ci investe in modo particolare, perché noi siamo tanto bravi, facciamo tantissime cose e poi siamo i primi a tentare di autoregolarci. La questione Prosecco non è una questione di 15 comuni come di OCG o dell'estensione territoriale della DOC del Prosecco, è un problema che va dal Piemonte col Barbera fino all'Ambrusco del nord dell'Emilia Romagna, la Lombardia e finisce contro i confini della Slovenia. È una fascia climatica che richiede gli stessi trattamenti, però noi effettivamente possiamo dire anche che siamo così bravi che trattiamo il problema. Il problema fu trattato con l'estensione dal punto di vista dell'amministrazione locale, comunale, è stato trattato con l'estensione di un regolamento comunale che fu approvato meno di 10 anni fa. Abbiamo lavorato tantissimo, io ero uno degli estensori, mettere d'accordo 15 comuni è stata un'impresa epica, l'abbiamo fatto e i comuni di OCG l'hanno poi fatto proprio. Non solo, altri comuni
esempio Santa Lucia, esempio Marino di Piave, l'hanno preso tal quale e l'hanno approvato anche per loro. Se andate in Franciacorta hanno fatto anche loro il loro regolamento e è non dicono copiato, è fotocopia del nostro, l'hanno fotocopiato e l'hanno fatto proprio per dire che era buono, perché l'abbiamo fatto con i tecnici, non con i politici. I politici hanno rappresentato più che altro le esigenze della popolazione. Qua da noi i vigneti si sono avvicinati tanto, però nel regolamento c'era un grado di libertà lasciato appositamente a ogni singolo comune, perché ogni singolo comune ha le proprie caratteristiche e i propri problemi, e si trattava semplicemente di trattarlo per tempo, perché i problemi diventano tali perché non si curano quando sono piccoli, dopo diventano grossi, o quando non si vede che è un problema e allora dopo ti capita fra capo e collo. Allora approfitto per la replica che volete fare. Per la battuta che vi concediamo vi faccio un'ulteriore domanda secca, a cui vi chiedo di rispondere in modo altrettanto secco. Diventate sindaci, il vigneto vicino all'asilo rimane o no? Allora, innanzitutto una precisazione rispetto a quanto detto da Toffoli. Il Comune non ha autorizzato un bel niente. Le autorizzazioni per gli impianti di nuovi vigneti vengono rilasciate da VEPA, che è un organo regionale, dopo aver acquisito le quote, dopo che il proprietario ha acquisito... Vorremmo sapere se il vigneto rimane? Sì, dopo aver acquisito le quote. Dal mio punto di vista il Comune dovrà continuare la battaglia che ha intrapreso nei confronti della proprietà, e quindi continuando la battaglia in quelle ordinanze che noi abbiamo emesso come amministrazione c'è scritto che nell'area vicino all'asilo, che è un'area F, il vigneto non ci deve stare. Sì, è un'area F2 e anche a mio avviso il vigneto non ci deve stare. Non ci deve stare là, come non ci deve stare attorno a tutte le aree sensibili che ci sono in città. Per questo, ritorniamo al discorso di prima, serve un PAT che individui queste aree e che le metta in sicurezza. Volevo fare una battuta oltre a questo. Tanto nessuno ce l'ha su con il prosecco. Il problema è la monocultura e il problema è l'uso di pesticidi. Uscite questa sera, una sera di maggio, e cercate un maggiolino o una lucciola e poi vi rendete conto della distruzione che abbiamo portato. Ci sono stime che dicono che la popolazione degli insetti è diminuita, ci sono stime che vanno dal 40 al 60%, non esistono più gli insetti. Toffoli? Ma non vorrei sentirmi in colpa adesso ogni volta che bevo un bicchiere di prosecco, comunque. Volevo, a parte la battuta, volevo dire, ripeto, non possono convivere asilo e vigneto. Io in questo momento qua non mi sento di dare nessun tipo di risposta, perché prima devo vedere come sono andate le cose, poi dirò la mia cosa. Cioè, è troppo facile dire via il vigneto, applausi a scena aperta. Voglio vedere prima, voglio capire. Una cosa è certa, non possono convivere, questo senz'altro. Sono d'accordo, non possono convivere, però questo particolare aspetto era già presente nello stralcio del regolamento generale dedicato ai fitofarmaci. Questo è un elemento che andava trattato dall'amministrazione, è uno dei gradi di libertà che il regolamento permetteva, avendo già definito il fatto che non dappertutto potevi fare gli impianti di vigneti, dando delle regole per le strade, delle varie tipologie di strade, dei corsi d'acqua, di tutte e affermando che ci sono poi i punti cosiddetti particolarmente sensibili che ogni amministrazione, non può essere una regola generale, ogni amministrazione ha i suoi, e quello doveva essere trattato per tempo. Quando non si dà l'autorizzazione a piantare un vigneto, ma quando si dice nulla ti osta a piantarlo, piantalo, dopo finisce così. Per risolvere quel problema là,
legalmente sarà alquanto difficile, soltanto col dialogo che bisogna saper fare potrà risolvere quel puntiforme problema. Torniamo ai voti cittadini. Se ci sono i voti vuol dire che la gente, o qualcuno almeno, se n'è andato. E uno dei problemi di questa città è appunto il calo demografico costante, sia dal punto di vista della natalità, sia per quanto riguarda l'immigrazione interna, no, tra i comuni limitrofi. E Vittorio Veneto, vi do un dato, è uno degli 8 comuni della provincia che ha visto la diminuzione della popolazione dal 2011 al 2018 dello 0,13%. Sembra poco, in realtà è il valore assoluto più alto in tutta la provincia. Gli over 65 nel 2017 erano il 27% della popolazione, erano in aumento del 18% dal 2001 al 2017. Oltre a questo, come si fa a far tornare questa città attrattiva per far tornare di nuovo dei giovani coppie? E come si ripopola la città? Domanda difficile. Vittorio Veneto deve ritornare una città attrattiva e gli elementi sono diversi, cioè non si può agire solo su un punto. Per far arrivare le giovani coppie, possiamo pensare a eventuali incentivi per appunto giovani coppie che mettono su casa nella nostra città. Incentivare i servizi. L'asilo nido, per esempio, è uno dei servizi che può appunto facilitare e agevolare l'insediamento e la costruzione di nuove famiglie. L'asilo nido di Vittorio Veneto, particolarmente conosciuto e apprezzato, tanto di più. La leva, secondo me, comunque è nell'investimento, nella promozione turistica, che potrà essere la leva di sviluppo della nostra città. L'industria, il turismo è la principale industria di tutta la nazione. Viviamo tra due realtà, Venezia e Dolomiti, dove ci sono fortissime concentrazioni di turismo, 11 milioni a Venezia, non so quanti in Cadore e a Cortina. Vediamo di studiare sistemi, metodi, promozioni per intercettare questo turismo e fare arrivare più gente a Vittorio Veneto. Toffoli? In parte l'ho detto prima, quando ho dato i dati anch'io sul calo demografico. È ovvio che si deve puntare sulle coppie giovani, ma non vedo nemmeno un male sulle coppie di anziani. Se la qualità della vita qui a Vittorio Veneto è ottima, è buona e l'età media è alta, bene, possono venire anche coppie di anziani a vivere a Vittorio Veneto, cioè nulla osta su questa cosa qua, attenzione, perché non facciamo discriminazioni su questo. È ovvio che il futuro sono i giovani, lo sappiamo tutti, però insomma dobbiamo tenerli. Cioè i servizi, noi dobbiamo puntare sui servizi. Ad esempio mi viene in mente anche il servizio di trasporto urbano. Io ho incontrato i ragazzi di Cappella Maggiore che hanno preparato un ottimo studio per la rivisitazione del MOM, perché c'è bisogno di rivedere e di riqualificare anche questo servizio pubblico. Cioè, è diventato talmente fisso che sembra che è un totem, non si può toccare, perché loro hanno incontrato anche i vertici appunto del MOM, sembra che non si possa toccare. Quindi, allora, servizi pubblici che funzionino, gli asili, sono d'accordo, ovviamente, e l'edilizia, ho detto, queste sono le leve sulle quali noi possiamo puntare. Ovviamente la città deve essere anche attrattiva, deve essere viva, deve dare anche un senso di vitalità, ed ecco che questo passa attraverso lo sviluppo del turismo, al mantenimento ovviamente di un centro città vivo, che sia vivibile, e i servizi siano concentrati possibilmente, come è stato fatto, in maniera diciamo comoda, facendo i parcheggi, non facendo i parcheggi magari a chilometri di distanza da dove ci sono i servizi. Riportare le coppie giovani in città, sì, è un processo generale, quello del depauperamento
dei vari centri in termini di popolazione, però Vittorio ne ha sofferto più di altri. Mentre noi calavamo, San Donà cresceva di quasi 1000 abitanti al giorno. Sono fenomeni complessi e... scusate, all'anno, sì. Di 1000 abitanti l'anno ci hanno superato un po' tutti, e non è del tutto impossibile percorrere una via di invito, che poi è una cannibalizzazione, perché le coppie giovani che dovessero venire a Vittorio depaupererebbero altri comuni magari viciniori. Io credo che Vittorio sia già oggi, ancorché abbia i suoi problemi come tutti, una città molto attraente per le giovani coppie. Vittorio è bella, qua si sta bene, fondamentalmente non ci sono grossi problemi. Siamo stati tutti giovani, abbiamo cercato di fare la nostra famiglia, abbiamo fatto fatica, abbiamo fatto il mutuo per la casa, e la leva che potrebbe attirare in più coppie giovani qua da noi è una leva fiscale ed economica, perché su quello si basa lo sforzo che fanno i giovani nel piazzarsi come famiglia. Là credo sia l'aspetto più efficace nel trattare questo argomento. Sì, la questione demografica non è una questione che nasce nel 2001, ma nasce nel 1971. È dal 1971 che assistiamo a una decrescita della popolazione. Eravamo oltre 30.000 nel 71 e ogni anno abbiamo iniziato a decrescere. Il 15% della popolazione vittoriese ha più di 75 anni e siamo la seconda città del Veneto più vecchia dopo Venezia. Ecco, questi dati non sono proprio così da stare allegri, però credo che delle iniziative per attrarre la popolazione giovanile siano assolutamente indispensabili. Faccio solo presente però che già ora ci sono molte persone che gravitano ad esempio sulla zona industriale e che però tornano a casa alla sera per dormire. Quindi c'è un grosso flusso di attrattività dal punto di vista lavorativo, non c'è invece dal punto di vista residenziale, e da questo punto di vista dobbiamo assolutamente intervenire. E il problema è legato, secondo me, visto che l'ho vissuto anche recentemente data la mia età, al caro prezzo sia degli affitti che dell'acquisto di immobili, ma c'è anche una qualità degli immobili presenti in città. Nei comuni limitrofi si è costruito recentemente e magari le abitazioni sono più accoglienti o più nuove, e quindi hanno un costo minore, e quindi le giovani coppie preferiscono gravitare sui comuni limitrofi piuttosto che su Vittorio Veneto. Ci sono repliche? È già stato menzionato come tema, lo riprendo anche ricollegandomi a quello che è appena stato detto, perché riportare le giovani coppie, però il tema è anche quello di attrarre gente che viene da fuori, magari anche dall'estero, quindi il turismo. Si parla molto di questa vocazione turistica di Vittorio Veneto, che indubbiamente c'è, però le strutture ricettive continuano a diminuire, anche e soprattutto in centro città. E quindi Vittorio Veneto non ha ancora fatto del turismo il suo core business, nel senso non l'ha trasformato nella sua attività principale. E il centenario è stata un'occasione. Secondo voi è stata sfruttata o è stata persa per rilanciare questo aspetto? E cosa volete fare per far arrivare più turisti in città? Foli. Il centenario è stata per un certo verso senz'altro una grossissima opportunità. Io lo continuo a dire, sono stati 12 mesi di spot pubblicitario gratuito per la città. Ha permesso a un sacco di gente di visitare Vittorio Veneto, che probabilmente non sarebbe mai venuta qua da noi, e quindi ad apprezzare la città. Devo dire che tutte le persone che almeno hanno frequentato il mio negozio hanno parlato non bene, benissimo della città. Hanno detto è una bellissima città, ci ritornerò, e questo. L'opportunità per conto mio che abbiamo perduto è il fatto che a livello economico la città, diciamo il centenario, non è che abbia portato più di tanto. A parte qualche bar, qualche ristorazione, ma tutto il resto per la città purtroppo la gente arrivava, faceva la sua sfilata e un quarto d'ora dopo se ne andava. Quindi forse bisognava
creare qualcosa per mantenerli fermi almeno una giornata, insomma, ecco, una giornata e mezza. Per quanto riguarda altro aspetto, io l'ho detto, lo ribadisco, non capisco come mai a Vittorio Veneto non si sia pensato per il centenario di creare un gadget, qualcosa che potesse essere acquistato, mi è stato anche richiesto, e che avrebbe potuto introitare senz'altro una buona cifra per le casse comunali. Penso che se sono veri i numeri che parlano di 200.000-300.000 persone che sono gravitate su Vittorio, pensate solo se ognuno spendeva €1 cosa poteva portare a casa il comune. Ecco, questo. Sì, continuiamo a dire che Vittorio è una città turistica, ma questo è in linea teorica. Per affrontare i problemi bisogna analizzarli bene e freddamente e prendere atto di quella che è la situazione reale esistente. A Vittorio noi storicamente in media abbiamo 40.000 notti dormite all'anno, il che ci mette quasi in coda al novero delle città turistiche. Può essere che ultimamente sia aumentato di qualcosa in virtù dei 100 anni che sono passati dalla Grande Guerra, di qualche altro fenomeno sportivo che sia successo, però normalmente quello è il numero. Se voi togliete quello che è il pseudoturismo, cioè le presenze dovute alla zona industriale e al lavoro di tecnici che vengono in città e che devono pernottarci, togliete un po' di parenti che rientrano dall'estero, effettivamente i numeri dei veri turisti sono troppo ridotti, secondo me sono meno di 20.000 all'anno i veri turisti. Quindi quando si dice Vittorio città turistica si vuole soltanto dire che ha le potenzialità per esserlo, ma a tutt'oggi credo che non sia mai stato fatto a sufficienza per creare il vero turismo. Noi nel nostro programma, lo potete vedere, abbiamo una nuova visione. L'abbiamo imparata da comuni piccoli qua vicini che ci hanno già battuto come numero di presenze, gravissimo questo, ma facciamo benissimo a tempo di implementarlo anche noi queste metodiche, perché pensiamo che questo moltiplichi di molto il numero di turisti veri che vengono in città. Dus? Sì, il numero di turisti in città è cresciuto non solo grazie al dato, tra virgolette, drogato del centenario, ma è un trend in continua crescita dal 2015 quantomeno. Questo anche grazie a un'operazione che è stata messa in campo, che è stato salvare lo IAT, praticamente l'ufficio di informazione turistica, che eroga un importante servizio per chi si trova a gravitare sulla nostra città. Io credo che abbiamo un'opportunità davanti per il turismo e questa opportunità si chiama UNESCO. Vittorio Veneto rientrerà in quella che è sia la core zone che la buffer zone del patrimonio dell'umanità, appunto per il Prosecco, ma non tanto per il Prosecco ma quanto per territorio, e credo che questa sia un'opportunità straordinaria che dobbiamo sfruttare come città. La dobbiamo sfruttare come abbiamo sfruttato quella legata al centenario, ma anche la visita del Presidente della Repubblica è stata una bellissima vetrina per tutta la nostra città, non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Credo che questi siano dei treni da saper prendere. Io ho seguito professionalmente la candidatura UNESCO legata alle Dolomiti e ho visto realtà virtuose come quelle del Trentino, realtà meno virtuose, mi tocca dire, come quelle del Bellunese, che hanno saputo sfruttare magari meno questo treno che passava. Sebastiani? Sì, io da sempre, da quando mi sono interessato appunto della vista amministrativa della città, ho sempre sentito parlare di turismo come opportunità. Però devo dire che è sempre stato affrontato in modo così blando e cioè, non convinto. Secondo me nessuna amministrazione ha mai creduto veramente che il turismo potesse essere una soluzione, un obiettivo, un futuro per Vittorio Veneto. E quindi io auspico che la prossima amministrazione, nel caso fossimo noi a guidarla, potesse fare quasi una scommessa, cioè investire tutto su questo tema, rischiando al limite anche di perdere, però voglio dire,
crearsi un obiettivo e perseguire quello, che vuol dire coinvolgere tutte le associazioni di tutti i livelli, sia culturali che sportivi, che di qualsiasi genere. Lavorare tutti per un obiettivo. Bisogna dire che è un obiettivo che non riguarda solo Vittorio Veneto, ma riguarda il suo distretto, perché le cose non riusciamo a farle sicuramente noi solo a Vittorio Veneto, quindi dobbiamo coinvolgere il nostro territorio da Cordignano a Valdobbiadene, magari creando un marchio che ci identifichi e che ci faccia conoscere in Italia e all'estero come meta da raggiungere, meta che faccia voglia di essere visitata. Una replica, poi Toffoli. No, perché insisto nel dire che non bisogna mascherare la realtà, bisogna guardarla per quella che è. Allora, è inutile che mi si dica che c'è un incremento già di turismo a Vittorio, quando ieri sera Marco mi diceva che l'incasso di un anno di tassa di soggiorno è stato di 38.000 euro. La tassa di soggiorno costa dall'euro in su per i primi 5 notti dormite. Se abbiamo incassato 38.000, spiegami dov'è l'incremento della gente che è venuta? È un dato di fatto? Se vuole replicare, sì, non ci sono solo le persone che dormono a Vittorio Veneto e che quindi pagano per dormire a Vittorio Veneto, ci sono anche le persone che vengono a Vittorio Veneto, rimangono un giorno, non dormono, però sono lo stesso ma sono dello stesso dei turisti, o sbaglio, quelli che fanno la Monaco-Venezia in bicicletta, che passano solo e non dormono e però mangiano nei nostri ristoranti. Mi pare che si possano considerare turisti pure quelli, oppure no? No, non si devono considerare se non dormono. Chiamiamoli un altro nome se vuole, però io li chiamo turisti. Sì, beh, ne passa tanta di gente. Toffoli? Sì, una cosa molto veloce e molto pratica, perché pensavo ci fosse un'altra domanda sul turismo. La proposta mia qual è? Molto semplice. Sono andato a prendermi i dati regionali, quindi dati certi. All'anno ci sono 36 milioni di gente che gravita sul Veneto per turismo. Se non lo sapete, il Veneto è la settima regione europea per turismo. Prima ci sono nomi come le Canarie e poi vado giù, quindi il turismo ce n'è tantissimo. Sono andato a vedere altre due cose molto semplici. Sono andato a vedermi esclusivamente Caorle e Jesolo quanti turisti hanno. Allora, Caorle e Jesolo solo loro due fanno circa 10 milioni e mezzo di turisti. L'idea mia qual è? Ci ho già parlato anche con alcuni... Poi chiediamo. Sì, no, scusa perché pensavo ci fosse un'altra domanda, e io ci tengo a dirlo perché questa è una cosa importante per portare gente. Ho parlato anche con responsabili delle agenzie di viaggio. Se noi come amministrazione, in collaborazione ovviamente con le agenzie di viaggio, andiamo a fare degli accordi con le APT di Jesolo e di Caorle e creiamo una gita, solamente una gita, perché vengano nella terra del Prosecco o vengano a vedere Vittorio Veneto, basterebbe avere uno 0,5 di questa gente qua, che riusciamo a fare una corriera ogni settimana e portiamo 50 persone. Queste sono cose pratiche, non risolveranno senz'altro il problema del turismo a Vittorio Veneto, ma almeno portiamo 50 persone alla settimana a vedere Vittorio. È ovvio che poi bisogna coordinare tutto questo perché rimangano. Ecco, scusate. E passo all'ultima domanda, e poi ci sarà l'appello al voto che vi daremo e in cui sarete assolutamente liberi di dire, di concentrarvi sui temi che preferite. L'ultimo tema che vado a toccare è quello dell'ospedale di Vittorio Veneto. Si è dibattuto molto anche sul futuro di questa struttura, che è sospeso tra annunci di rinnovamento, incremento e gli appelli per salvarlo dal depotenziamento. E vi chiedo qual è il suo futuro e cosa può fare un sindaco e cosa volete fare voi per eventualmente migliorare l'ospedale di Vittorio Veneto. Recentemente la mobilitazione dei cittadini e anche di parti politiche e dei comitati ha fatto sì che le schede dell'ospedaliere venissero riviste e fossero introdotti 4 posti di terapia intensiva proprio qua a Vittorio Veneto che mancavano. Vi lascio 1 minuto e mezzo per la risposta, parte Miato. Sì, abbiamo un ospedale importante in città e il compito delle amministrazioni è quello di frequentarlo, capirne le dinamiche e cercare di intervenire per quanto è possibile, essendo che tutti gli ospedali fanno parte di un'amministrazione regionale che ha una visione che viene un po' dall'alto e che quindi passa un po' al di sopra delle teste di tutti.
Sappiamo che la sanità veneta è una delle più efficienti, nonostante il restringimento dei budget a disposizione. Sappiamo che la Regione ha un sistema di governance sui nosocomi che si basa sul fatto che alcuni hanno altissime specializzazioni proprio per dare un grosso servizio l'ammalato grave, l'ammalato di patologie importanti, mentre il grosso degli ospedali si connota con qualche forma specialistica e dà un primo soccorso a chi ne ha bisogno. Il nostro ospedale mi pare che faccia parte a buon diritto di questo disegno generale, proprio perché sono previste per lui diverse forme di investimento, lo vediamo quello per l'antisismica che sta facendo, e guardando le schede ospedaliere sappiamo che certe specializzazioni che già ci sono e sono di qualità nazionale o anche internazionale verranno premiate e arricchite di altre. È troppo poco il tempo per dirlo, perché sono tante le cose che stanno per arrivare. Dovremo stare attenti che vengano effettivamente eseguite, ma sta nelle cose che lo siano, perché ci sono nelle schede ospedaliere ben specifiche. Farò un altro intervento dopo perché è lunga. C'è sempre la replica disponibile. Dus? Sì, ci sono alcune cose che vengono scritte da anni nelle schede ospedaliere che però non vengono ancora attuate. C'è da dire che la responsabilità e la gestione degli ospedali naturalmente è in capo alla Regione e non al Comune. Certo, ben venga la mobilitazione, soprattutto se parte dal basso, dai liberi cittadini che pongono giustamente attenzione e preoccupazione per eventuali chiusure o presunte tali, per cui io l'avevo sostenuta ancora anni fa, all'inizio diciamo della mia passione politica, questo tipo di iniziative, e credo che siano sempre meritevoli un'attenzione, una salvaguardia di quelle che sono le eccellenze in città, anche dal punto di vista ospedaliero. Ahimè mi pare che l'operazione che si sia messa in campo non solo a Vittorio Veneto ma in altri ospedali sia un'operazione che un assessore della giunta uscente ha definito a carciofo, cioè ogni volta si toglie un petalo e che mi pare che questo si stia attuando. Spero che questo di essere smentito e che quindi il nostro ospedale salvaguardi le eccellenze presenti quantomeno e non vengano e non ci siano ulteriori chiusure. De Bastiani? Sì, io l'avevo detto all'inizio, il primo atto di un'eventuale amministrazione, una delibera all'unanimità del Consiglio Comunale per la salvaguardia del nostro ospedale. Tutti quanti rimangono stupefatti quando vengono a sapere che l'ospedale di Vittorio Veneto è l'unico di tutta la regione, si intende l'ospedale della nostra fascia, che non ha i posti di terapia intensiva. L'unico di tutto il Veneto, e questi posti ci erano stati promessi già dal 2002 e nel 2015 erano stati cancellati e poi rimessi, quest'anno erano stati cancellati e poi rimessi. Ci è stato promesso, l'ho letto almeno sul giornale, che a settembre saranno attivati. Dovremo vigilare e insistere perché avvenga appunto vengano messi operativamente in funzione. Toffoli? Beh, l'ospedale è inutile dirlo, è importantissimo. Io però preferisco a un ospedale tuttologo che faccia tutto male, preferisco un ospedale ben specializzato che faccia delle cose bene e poi eventualmente di averne uno limitrofo che qualcosa di bene. Il nostro ha delle specialità molto importanti, non a caso vengono da tutta Italia a fare delle operazioni, quindi abbiamo dei reparti che sono un'eccellenza a livello europeo e questo quindi mi fa piacere. L'ho già detto anche in altri dibattiti, il problema dell'ospedale nostro e di quello di Conegliano è solamente una visione miope della politica di tanti anni fa. La campanilistica. Avevamo la parte politica più forte a Conegliano, la quale ha portato risorse e ha voluto investire su un ospedale che, se vogliamo essere sinceri, non dovrebbe neanche essere dov'è, perché spesso l'ambulanza ha problemi ad arrivarci. La sede naturale era quella di Vittorio, visto come è facile arrivare al nostro ospedale.
Per tagliare la testa al toro avremmo potuto fare un ospedale al posto dell'Ipertosano, tanto per parlare di un'area, un ospedale che potesse essere utile, più completo, sia per Vittorio che Conegliano. Purtroppo non è andata così, allora noi teniamoci il nostro ospedale. Per conto mio il nostro ospedale è già eccellente così, è ovvio che non si deve abbassare la guardia, però neanche fare terrorismo dicendo che ci stanno depauperando l'ospedale. Non mi sembra che sia così. C'era Miato che voleva fare... Sì, infatti non ho la sensazione, sono vissuto ai margini, ecco, della sanità anche umana, e posso dire che non vedo rischi di chiusure di ospedale, non vedo rischi sanitari legati alle modifiche che si stanno facendo nel nostro ospedale. Piuttosto sono convinto, come i colleghi qua dicono, che le amministrazioni comunali devono essere attente all'evoluzione dell'ospedale e cercare di intervenire per quel che è possibile per modificarli. Io ho visto che l'amministrazione da Re, Toni, andava, dico, 2 o 3 volte al mese in ospedale, aveva il polso della situazione, aveva la possibilità di intervenire e lo faceva, ha amministrato. Se si enuncia solo il principio che l'amministrazione comunale deve interessarsi, ma dopo materialmente non lo si fa, allora è inutile che ci parliamo addosso. Volevo fare una replica io solamente veloce. Ho notato che in 3 dibattiti abbiamo parlato solo di ospedale. Mi permetto di porre l'attenzione della sala e di tutti quanti anche un problema di un'altra eccellenza che avevamo e che forse stiamo cercando di distruggere, che è l'Istituto Cesana Malanotti. Ci sono dei grossi problemi all'interno di quell'istituto che spero potremo parlarne eventualmente. Ecco, quindi attenzione anche lì. No, volevo solo dire che non si tratta e nessuno sta facendo terrorismo, però dobbiamo prendere atto che negli ultimi anni, mentre a fronte di una restrizione dei servizi degli ospedali pubblici, notiamo una crescente espansione delle strutture private. Questo è un dato di fatto che lascio a voi considerare e trarre conseguenze. Siamo arrivati alla fine. L'ultima cosa che vi chiediamo è la cosa più classica delle classiche, un appello al voto. Tocca. Partiamo da Duske così. Sì. Perché votarmi? Come ho detto all'inizio, quello che rappresento non è solo un programma amministrativo, ma anche un programma di valori che stanno dentro le fila del centro-sinistra. Ma non solo. Abbiamo una squadra che in questi mesi sta lavorando e ha lavorato per redigere un programma ambizioso, un programma che non guarda solo ai prossimi 5 anni, ma che vuole guardare oltre. La mia candidatura capisco che possa suscitare un po' di stupore, nel senso che sono sicuramente quello più giovane qui sul palco e forse anche quello che ha meno esperienza politica. Credo che però molto spesso ci si riempa la bocca di lasciare largo ai giovani. La mia squadra ha avuto il coraggio di presentare una candidatura giovane che possa appunto portare avanti dei valori e un programma amministrativo che sappia guardare non solo alla città di Vittorio Veneto, ma che sappia puntare anche a una questione ben più ampia, che è quella europea. Il rapporto con l'Europa credo che sia un rapporto che noi dobbiamo tenere in considerazione anche se vogliamo occuparci della nostra città. Noi l'abbiamo fatto in questi 5 anni riuscendo a portare a casa numerosi fondi europei. Credo che sarà assolutamente indispensabile farlo anche per i prossimi anni, perché con le finanze, come vi ho detto prima, sole della nostra città o regionali o nazionali non andiamo da nessuna parte. Detto questo, credo che ci sia da mettere in campo anche delle iniziative assolutamente legate a quello che sono il mondo dei più deboli e soprattutto legato al mondo degli anziani. Come ho detto prima, la nostra città è una città che ha assolutamente bisogno di un'attenzione particolare verso questo mondo, sia per i numeri che rappresenta, ma anche per la forza e per la storia che ne rappresenta. Grazie.
Bastiani. Beh, innanzitutto voglio fare un appello ad andare a votare e magari non è indirizzato a voi che siete qui questa sera e quindi siete sicuramente motivati, ma di invitare appunto tutti gli amici e conoscenti ad andare a votare. È importante che i cittadini si prendano anche la responsabilità di scegliere chi li dovrà rappresentare. Dopodiché io non invito a votare la mia persona, ma quello che io rappresento, e cioè 2 liste civiche di persone fortemente motivate che si sono messe a disposizione della città e che credono che a Vittorio Veneto si possa fare dei passi avanti e che vogliono mettere tutto il loro entusiasmo, tutta la loro buona volontà per far crescere Vittorio Veneto e soprattutto per dare un progetto futuro che vada oltre ai 5 anni. Vittorio Veneto ha bisogno di obiettivi lungimiranti da perseguire e noi ci impegneremo su questo. Toffoli. Il nostro slogan è la forza delle idee e l'amore per la città. E un'altra cosa che dico, noi ripartiamo dalle persone e non dalle logiche dei partiti. Ecco perché io sono onorato di rappresentare 2 liste civiche. Se Vittorio Veneto è in queste condizioni, cari signori, è perché qualcuno ci ha governato negli ultimi 20 anni e sicuramente non noi delle liste civiche. Quindi ricordatevi quando andrete a votare che non votate il simbolo ma guardate le persone, perché ricordate che il simbolo non governa una città, sono le persone che governano le città. Persone che amano veramente la propria città e che non rispondono a logiche di partito o a ordini, diciamo, imposti per altri interessi. Ecco, dateci fiducia, non vi deluderemo, abbiamo giovani anche noi, abbiamo anche un portatore di handicap che spero venga votato, prenda tanti voti e finalmente potremo veramente fare e non solamente dire anche per le persone disabili, e abbiamo un sacco di gente che viene proprio dal commercio e dalla società. Dateci fiducia, se poi faremo male fra 5 anni ci mandate a casa, questa è la democrazia. Grazie. Mi sono messo in gioco, a questo punto si corre. Chi mi conosce sa che in quello che faccio ci metto l'anima, senza guardare l'orologio e senza paura di affrontare i problemi più complessi. Sono abituato a una approfondita analisi di ogni problema, sono abituato ad attuare contromisure e trovare soluzioni sempre. Mi metto a disposizione della città soprattutto con l'intenzione di fare quello che ho sempre fatto, cioè ascoltare tutti sempre con attenzione, dare risposte sia ai singoli che alle associazioni. Credo che questo metodo abbia del nuovo, perché voglio riconnettere la città con la sua amministrazione, devo modificare l'amministrazione perché questa sia più rispondente alle esigenze dei cittadini. Ogni cittadino deve entrare in municipio e uscire col suo problema risolto o quantomeno più piccolo di quando è entrato. L'appoggio dei cittadini ai cittadini deve essere una delle priorità. Abbiamo molte idee anche innovative, soprattutto in campo economico. Parlo del turismo, parlo del commercio, non vedo l'ora di poterle applicare, perché se non si cambiano gli addendi, modificano, cambiali di posto, ma la somma sarà sempre uguale e saremo sempre noi di Vittorio, sofferenti perché si cala, di popolazione, di economia. La città ha bisogno di una scossa e noi abbiamo nel nostro programma scritto, oltre che un elenco di 44 punti che quelli sono promessi e garantiti, anche un approccio diverso all'amministrazione. L'amministrazione di Vittorio tutti hanno dato nel corso degli anni il meglio che potevano, siamo a questo punto, bisogna cambiare metodo. Cambiando metodo vedrete che i risultati saranno migliori. Abbiamo finito, non mi resta che ringraziare chi ha contribuito all'organizzazione della serata.
tutte le parti in gioco, la regia e soprattutto chi ha partecipato questa sera attivamente, perché poi la partecipazione è il sale della democrazia, quindi grazie a voi tutti di essere state qui, vi auguro una buona continuazione di serata, una buona notte. Grazie.